Presidente, oggi il Club Nautico Punta Piccola ospita la Coppa Sicilia Optimist, un grande evento per i piccoli e grandi atleti. È una giornata di festa per il club. La nostra missione è quella di incentivare lo sport della vela e la presenza di circa 80 imbarcazioni provenienti da tutti i circoli della Sicilia è di buon auspicio per la riuscita della manifestazione e per la gloria del nostro club. In questo caso è buon vento, come si dice? È buon vento, ma ce n'è poco oggi. Speriamo che capisca le nostre esigenze ed esca fuori. Io sono fiducioso. Lo sport in questo caso è vita, armonia non divide ma unisce. Unisce sempre lo sport, in qualsiasi circostanza. C'è sempre da andare dietro allo sport perché è maestro di vita. Oggi il Club Nautico si riempie di giovani atleti, che spirito si va a... Mettono allegria, veramente sono tutti gioiosi, è un piacere vederli. Già io ho parlato con molti bambini e ho detto che non devono assolutamente preoccuparsi o prendersi collera se le cose non vanno bene, perché è importante partecipare, come diceva De Gubertin del resto, e quindi insomma li ho incoraggiati e ho detto che insomma saranno ben guardati perché c'è tanta assistenza e quindi tutto andrà. E come diciamo insieme? Buon vento! Buon vento, certo, non deve mancare, speriamo. Dimmi, è la tua prima esperienza, la tua prima regata? No, di certo. No, io faccio vela da circa 5 anni e qua ad Agrigento ci sono venuto 2 volte. Allora, come si organizza questa regata? Come funziona? Raccontacela. Allora, intanto le barche devono essere scese in acqua dai partecipanti e poi dopo si va al campo di regata. Al campo di regata ci sarà il comitato dove c'è la partenza, che ci aspettano lì. Poi si dà la partenza e si va nel campo di regata. Allora, e tu invece che categoria sei? Cadetto. Come ti chiami? Alessandro. Alessandro, allora sei emozionato? Sì, diciamo. Il Circolo Velico Messina è qui al Club Nautico Punta Piccola per questa 2 giorni di regata. Esattamente, speriamo che il vento arrivi, così faremo qualche prova in acqua, perché stare in attesa a terra per tutti è un po' stressante. Quanti atleti hai portato con te? Io ne ho portati 7 perché uno purtroppo ha avuto la febbre e quindi l'abbiamo lasciato a casa. Allora, mi dici un po' come viene vissuta dagli istruttori questi 2 giorni di regata? Ma in generale le regate vengono vissute come il punto di arrivo, diciamo, dopo una stagione di allenamenti, e quindi per noi è molto importante per vedere sia i bambini a che livello sono arrivati, ma anche per noi se abbiamo fatto un buon lavoro e cosa dobbiamo fare quando torniamo a casa. In questo caso cosa si dice? Si dice buon vento. Buon vento.